Ok, buongiorno, tutto bene con voi? Come è andata la settimana? Così? Ok, vogliamo iniziare questo culto oggi, condividere tutto quello che viviamo in questo periodo. Già stiamo iniziando un periodo di Natale dove le persone, pastore, dobbiamo celebrare. Non è che dobbiamo, o quanto è prezioso ricordare, no? Ricordiamo la risurrezione di Cristo, ricordiamo la vittoria sulla morte, la Pasqua, e ricordiamo anche che Gesù è venuto qua, Dio ha messo i piedi sulla terra, e questo è stupendo, è ricordare, non importa la data, non importa se è a dicembre, a gennaio, o quello importa è che noi possiamo celebrare in questo periodo quello che Cristo Gesù, che Dio ha fatto per noi. E leggiamo questo testo che sta in Luca capitolo 2, Luca 2, da 8 in poi. Viviamo un periodo che quando accendiamo la TV, tante le notizie brutte, no? E qualche notizia che ci vediamo sempre ti spaventa un po'. E tante volte noi gridiamo, e la buona notizia dov'è? E la buona notizia dov'è? E c'è qua, una bella notizia per noi. Luca 2, 8 in poi. In quella stessa regione c'erano dei pastori che stavano nei campi e di notte facevano la guardia ao loro gregge. E um angelo do Signore se apresentou a loro e la glória do Signore risplendé intorno a loro e furono presi da grande timore. L'angelo disse loro: não temete, perché io vi porto la buona notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore che è Cristo il Signore. E questo vi servirà di segno. Troverete un bambino avvolto in fasce e coricato in una mangiatoia. Questo bambino è la buona notizia per voi. È la buona notizia per noi. È arrivato il Salvatore. E è interessante che quando esiste questa rivelazione per questo gruppo di pastori, quel gruppo di persone che non erano molto ben vista dalla società, è lì che arriva la buona notizia. E questa buona notizia è arrivata anche per noi. La buona notizia è arrivata per noi perché il Salvatore è arrivato. E hoje nós stiamo celebrando qua un culto di adorazione, un culto di ringraziamento, un culto ao nostro Dio, perché per noi è arrivato la salvezza, è arrivato il Salvatore. E quando noi riconosciamo che noi eravamo persi, quando noi riconosciamo che noi eravamo completamente fuori di quello sogno, progetto del Signore, e vediamo che adesso è arrivata la mia salvezza, io só posso adorare e ringraziare. Perciò che noi siamo qua questa mattina per adorare, per ringraziare, perché il Salvatore c'è, è Cristo Gesù. E è a Lui che noi vogliamo oggi vivere questa adorazione e questo momento ao nostro Dio. Che noi possiamo vivere questo culto con gratitudine nel nostro cuore. Non è merito nostro, è l'amore e la grazia di Dio. La buona notizia è arrivata. Così non temete, perché io vi porto la buona notizia. E una notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà. Preghiamo. Nostro Padre, vogliamo offrirti questo culto. Vogliamo, Padre, questa mattina riconoscere che la buona notizia è arrivata una gioia per noi, perché il Salvatore, Cristo Gesù, è arrivato. Grazie, Padre, perché riconosciamo quello che noi eravamo peccatori e senza speranza. Adesso noi siamo, Padre, un gruppo di persone che ha riconosciuto Cristo Gesù e c'è la speranza. Grazie, Padre, perché noi come tuo popolo, la tua Chiesa, si raduna per offrirti questo culto, per offrire, Padre, questa adorazione a te. La gioia è arrivata, la salvezza è arrivata, la gioia è arrivata. E grazie, Padre.
Grazie, Padre, che possiamo celebrare con gioia questo momento, perché possiamo vivere questa libertà in Te. Ti ringraziamo, Padre, e questo culto è per Te, solo a Te, nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Possiamo adorare, cantare, possiamo stare in piedi. Noi non possiamo dare un abbraccio, non possiamo stare tanto vicino a una persona che noi non conosciamo, ma tu puoi girare la tua destra, la tua sinistra e fare un cenno di benvenuto. Grazie alla tua presenza. Tu puoi fare un sorriso sotto questa mascherina e invitare questa persona all'adorazione del nostro Dio. Perciò che questo momento è la gioia, è l'allegria, perché il Salvatore è arrivato. Adoriamo e cantiamo. Amen. Vieni davanti al trono, vieni adorare al Signore, il nostro Re dei Re. Amen. Possiamo lodare il nome del Signore questa mattina con la libertà. La canzone dice: con le tue mani, con il corpo noi possiamo adorare. Noi abbiamo la libertà di adorare il nostro Signore, il nostro Re dei Re. Davanti al trono vieni celebrare, vieni davanti al trono vieni celebrare, vieni davanti al trono vieni celebrare, con le tue mani, con il corpo tu puoi adorare. Perdonare, perché il suo potente sangue ti può trasformare, lo chiamerei principe di pace, Adonai, onnipotente Dio, il Signore Shaddai. Il suo nome durerà in eterno e tutte le nazioni lo proclameranno. Il suo nome durerà in eterno e tutte le nazioni lo proclameranno. Re dei re, principe di pace, Adonai, onnipotente Dio, il Signore Shaddai. Il suo nome durerà in eterno e tutte le nazioni lo proclameranno. Il suo nome durerà in eterno e tutte le nazioni lo proclameranno. Re dei re, principe di pace, Adonai, onnipotente Dio, il Signore Shaddai. Vieni davanti al trono, vieni celebrare. Vieni davanti al trono, vieni celebrare. Davanti al trono, vieni celebrare. Vieni davanti al trono, vieni celebrare. Davanti al trono, vieni celebrare. Vieni davanti al trono, vieni. Il suo nome durerà in eterno e tutte le nazioni lo proclameranno. Il suo nome durerà in eterno e tutte le nazioni lo proclameranno. Il suo nome durerà in eterno e tutte le nazioni lo proclameranno. Il suo nome durerà in eterno e tutte le nazioni lo proclameranno. Vieni davanti al trono.
grande. Della terra grandi forza, grandi gloria, grandi grazia, nel cielo in battaglia, in prodigi, grande Sion è della terra Alleluia, teu nome, Senhor. Puoi applaudire il Signore se vuoi. Com'è stata la tua settimana? Com'è andata questa settimana? Bene? Sotto le mascherine vedo gli occhi che fanno così. Ma il Signore sa, e la parola del Signore dice: bene, so io i pensieri che ho per voi, che sono i pensieri di pace e non di male. E la nostra vita nelle mani del Signore. Ma la parola dice: sì, il Signore è in cerca dei veri adoratori, e nel sogno del Signore c'è il vero adoratore. Quello che loda il Signore è quello che ringrazia, gioisci nella presenza del Signore, quello che celebra insieme ai fratelli, che non ha paura di alzare le mani, di lodare e di ringraziare, perché tutto ciò è per Lui e tutto ciò viene da Lui. E noi ringraziamo questo periodo, non dobbiamo preoccuparci, perché Natale arriva, perché bisogna prendere i regali, no, noi siamo il regalo che il Signore vuole, noi siamo il regalo che il Signore riceve, la nostra vita davanti all'altare del Signore ogni giorno. È questo che il Signore vuole, è questo che è nel sogno del Signore, la nostra vita davanti all'altare consegnata nelle sue mani. Cantiamo insieme. Nei tuoi sogni c'è il vero adoratore, nei tuoi piani una generazione chiama te, prima che io possa pensare tu sai già quello che io dirò. Hai creato e conosci il mio cuore, mi hai amato prima ancora che io conoscessi te. Signore, nei tuoi sogni c'è il vero adoratore, nei tuoi piani una generazione che ama te, prima che io possa pensare tu sai già quello che io dirò. Conosci il mio cuore,
le profondità, ho fede in te. Il tuo nome invocherò, oltre le onde guarderò, nella tempesta l'anima si stringe a te, perché son tuo, tu sei mio. La tua grazia mi circonda, la mano tua mi guiderà. Alleluia. Nella paura e nell'ignoto, tu sei con me, non mi lasci mai. Il tuo nome invocherò, oltre le onde guarderò, nella tempesta l'anima si stringe a te, perché son tuo e tu sei mio. Guidami a camminare sulle acque, la mia fede sarà forte, andrò dove mi chiami. Come sarai dove io posso annegare, la mia fede crescerà nella tua presenza. Guidami a camminare sulle acque, la mia fede sarà forte, andrò dove mi chiami. Come sarai dove io posso annegare, la mia fede crescerà nella tua presenza. Guidami a camminare sulle acque, la mia fede sarà forte, andrò dove mi chiami. Come sarai dove io posso annegare, la mia fede crescerà nella tua presenza. Il tuo nome invocherò, oltre le onde guarderò, nella tempesta l'anima si stringe a te, perché sono tuo e tu sei mio. Alleluia, il tuo nome Signore, tu sei mio e io sono tuo. Riceve la nostra adorazione, Signore, protegge, Signore, la tua Chiesa, che il tuo Spirito Santo possa passeggiare, Signore, in questo luogo, Signore, possa veramente parlare ai nostri cuori, Signore. Riceve, Signore,
la nostra adorazione questa mattina, Signore. Apri le nostre orecchie, Signore, tramite la parola del Signore tu possa, Signore, veramente fare dei cambiamenti veri nelle nostre vite. In nome del Signore Gesù. Amen. Potete sedervi, Chiesa. Amém? Possiamo pregare in questo momento? Continuiamo in preghiera. E quanto è interessante e prezioso che noi possiamo cantare e adorare il nostro Dio. C'è un rumore. Possiamo pregare? La nostra vita è nelle mani di Dio. Viviamo in un mondo dove c'è la ingiustizia, soffriamo, sono i dolori, soffriamo. Viviamo in un mondo dove non c'è quella pace che noi immaginiamo e soffriamo. Viviamo in un mondo dove c'è un abbandono e soffriamo. Ma quando conosciamo Dio e scopriamo che non esiste questo abbandono, scopriamo che esiste una pace profonda e scopriamo che esiste una guarigione. E scopriamo che esiste un Dio che prende cura di noi. Scopriamo in Dio la ricchezza di vivere ancora con la speranza di un'eternità. Ringraziamo il nostro Dio perché Lui è qui presente. Ringraziamo il nostro Dio perché Lui è interessato nella nostra vita a vivere una vita abbondante. E questa mattina siamo qui per aprire la nostra bocca, aprire il nostro cuore, fare un grido a Dio. E questo Dio che esaudisce, ascolta, risponde. E che possiamo gridare a Lui. E che possiamo ascoltare la sua risposta. E vivere questa giornata con Lui, per Lui, in Lui. È Dio, nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém. Stiamo arrivando al periodo di Natale, stiamo arrivando a questo periodo di celebrazioni di una data che si è diventata storica. E noi stiamo iniziando questa serie di argomenti. Perché Gesù è venuto? Tu já hai fatto questa domanda a te? Perché che Gesù è venuto in terra? Perché? Per salvarci? Perché? Ha dimostrato il suo amore? Per avvicinarci? Ok. Per soddisfare la giustizia di Dio, prezioso. E quanto è bello riconoscere che questo Natale non è una data dei regali, ma riconoscere questo grande regalo che è la presenza di Cristo Gesù in terra. E è questo che noi vogliamo condividere oggi. Gesù è venuto per farci vedere il Padre. Gesù ci fa vedere il Padre. Leggiamo il testo di Giovanni capitolo 14, versetto dal 7 a 11, Giovanni 14, 7 a 11. E qua c'è una domanda molto interessante, una domanda di una persona molto semplice che in quel momento chi è il Padre, chi è Gesù? E ti fa vedere questo. Giovanni 14, 7 a 11. Che cosa dice? Se avete conosciuto me, conoscerete anche mio Padre. E fin da ora lo conoscete e l'avete visto.
Filippo gli disse. Qual è la domanda qua? Qual è la domanda di Filippo? Signore, mostrati o Padre e ti basta. E é interessante que vediamo adesso Gesù con quella semplicità, ma quella profondità che Gesù risponde. Gesù gli disse, da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto a me, ha visto il Padre. Come mai tu dici, mostrati o Padre? Non credi tu che io sono nel Padre e che o Padre è in me? Le parole che io vi dico, non le dico di mio, ma il Padre che dimora in me. Fa le opere sue. Credetemi, io sono nel Padre e o Padre è in me. Se no, credete a causa di quelle stesse opere. La pazienza di Gesù è stupenda, no? E la domanda di Filippo sembra quella domanda che noi diciamo, ma Filippo, tu potevi stare zitto. Che vergogna fare questa domanda, Filippo. Ma Gesù stava qua parlando con la sua pazienza. Quando noi cominciamo a capire la idea, questo sentimento di Filippo, noi cominciamo a pensare, sa che Filippo aveva ragione? Perché tante volte noi abbiamo quella idea di che un Dio non è un Dio d'amore, non è un Dio che si svuota da se stesso, non è un Dio che viene a camminare con noi, come un Dio in terra, un Dio che nasce come un bambino. Eu non riesco a capire questo, perché noi abbiamo tante volte una idea di un Dio di vendetta, un Dio di morte, un Dio che è lontano, un Dio che ha creato, forse ha creato, ma non si importa più con noi. Tu já avuto questa idea di un Dio lontano così? Tu já avuto una idea di un Dio più un Dio collegato con la morte che la vita? Tu já avuto una idea che un Dio che si è disinteressato da me? Tu já avuto questa idea o solo io? E tante volte la umanità cammina in questo modo, Dio in terra, camminando con noi, che io possa toccare. Non esiste questo Dio. Perciò l'idea, la domanda di Filippo è una domanda che tante volte noi stessi stiamo facendo. Mostrati o Padre. Mostrati o Padre. Perché è difficile di capire questo Dio santo, grande, potente e puro che sta in mezzo a noi. Um Dio que se fa uomo, um Dio que se viene estar insieme con noi. Um Dio que quando eu prendo la máquina é ao meu fianco. Um Dio mentre eu sono in cucina preparando lá la pasta, preparando la polenta, Dio è al mio fianco. Um Dio que quando eu vado a riposare, Lui è ao meu fianco. Um Dio quando estou litigando com meu marido, com a minha mole, com miei figli, com i miei genitori, Dio è al mio fianco. Eu não riesco a capire um Dio que é sempre presente com me. Nós não abbiamo ancora inserito no nosso cuore um Dio presente. Quante volte nós sbagliamo e pecchiamo com i nostri? Chi è presente in quel momento? Dio. Quante volte abbiamo peccato com uma parolaccia e pensamos que Dio não é presente, mas chi è presente ali? É Dio. Gesù, mostrati o Padre. Filippo, eu sono stato sempre con voi. E tante volte noi diciamo, Dio, dove tu sei? Quando tu hai usato quella parolaccia, io ero lì. Quando tu hai litigato con la tua moglie, con i tuoi figli, io ero lì. Quando tu, in quel momento, hai fatto quella confusione, io ero lì. Vero? E è questo Gesù che noi vogliamo oggi camminare qua. Natale è ricordare che Gesù, che Dio viene in terra per stare con noi per quanto tempo? Per quanto tempo? Sempre. Gesù si è fatto uomo per quanto tempo? Sempre. Non è solo per 33 anni. Per sempre. Per sempre. Perciò io devo capire che questo Dio oggi fa parte della nostra vita qua. Deus se fa um homem, Deus se humilha,
Dio è un bambino, Dio è dentro di una stalla. E è quanto è importante vedere questo e capire questo grande amore di Dio. Leggiamo Filippesi 2, 7 a 11. E perciò che noi dobbiamo ricordare questa data con gioia. Filippesi 2, 7 a 11. Che cosa fa questo Dio? Qual è la seconda parola? Svuotò. Svuotò. E qualcuno possa riempire e prendere lui. Ok? Ma lui si svuotò di se stesso, prendendo forma di servo. Servo. Come que eu posso capire um Dio que diventa um servo? Mas se esvotou de se stesso, prendendo forma de servo, divenendo simile agli uomini. Trovato esteriormente come um uomo, umilhou a se stesso, facendo-se ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è Signore, alla gloria di Dio Padre. È questo il nostro Dio. È questo Gesù. È questo Natale. E perciò che noi stiamo celebrando questo. Perciò la crisi di Filippo era questa. Como que um servo, um uomo è Dio? Era la crisi di Filippo. Mostra-te o Padre. Perché per Filippo lui non aveva capito ancora questo modo di amare, questo modo di svuotarsi. Gesù era Dio. Gesù era uomo. Gesù era 100% Dio e 100% uomo. Gesù viene stare con noi, camminare in mezzo a noi. Gesù dimostra questo. Perciò la crisi di Filippo tante volte è la nostra crisi. Será che Gesù è Dio? Per te Gesù è Dio? Amém ou não? Nós stiamo adorando Gesù oggi qua, noi stiamo adorando il nostro Dio. Perciò le azioni di Gesù sono le azioni che soltanto Dio può fare. E noi oggi dobbiamo camminare in due azioni che Gesù fece, che soltanto Dio può fare. E qual è la grande azione di Dio, di Gesù, che soltanto Dio può fare? Quale per te è? La numero 1. Io ho inserito la numero 1 qua per me, che questa è preziosa. Soltanto Dio può fare. Qual è la prima azione di Gesù? Perdono. Il perdono. O perdono dei nostri peccati. Luca 5, 20 e 21. Perciò celebrare Natale oggi è celebrare il nostro perdono. Luca 5, 20 e 21. E dele, veduta la loro fede, disse: uomo, Gesù sta dicendo questo, uomo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Allora gli scribi e i farisei cominciarono a ragionare dicendo: chi è costui che bestemmia? Chi può perdonare peccato se non Dio solo? Gesù uomo, Gesù Dio è venuto per perdonare i nostri peccati. Tu già hai capito che tu sei stato perdonato? Tu già hai capito che tu sei stata perdonata? E questa è liberazione delle nostre colpe. E questo si chiama liberazione. Quando una persona è perdonata, la persona è libera. Io non vi conosco tanto, ma quanto è stato prezioso per me quando ho sentito che Dio mi ha perdonato. Quando è stato prezioso per me riconoscere che sopra di me non c'è nessuna colpa. O quanto è stato prezioso per me ricordare che Gesù, Dio, mi è venuto e mi ha perdonato e ha cancellato tutte le mie trasgressioni e i miei misfatti. Tu sei libero in Cristo Gesù. Noi non possiamo neanche vedere adesso il nostro passato di peccato perché Cristo Gesù ci ha perdonato. Quanto è pesante per noi quando noi ci sentiamo il peso di un peccato? Sì o no? Quanto è triste per noi, pesante, quando noi abbiamo questo peso del nostro peccato.
quanto é profundo per noi quando noi non sentiamo la libertà di vivere. Cristo Gesù ci ha perdonato, perché Cristo Gesù è Dio. Noi abbiamo la liberazione oggi. Noi pensiamo che abbiamo un Dio giudice, un Dio pronto a darci una condanna. Noi abbiamo un'idea di che un Dio troppo duro, un Dio oggi che quando io sbaglio non vuole neanche guardarmi. Noi abbiamo un'idea oggi di punizione. E noi non troviamo questa idea di un Dio di liberazione che guarisce e trasforma la nostra vita. Noi abbiamo un'idea di un Dio che punisce. Tu já hai avuto questa idea? Io avevo questa idea di punizione, perché io avevo un'idea di Dio come se fosse Babbo Natale, perché se io non sono stato bravo non c'era regalo, e se io sono stato bravo c'è un regalo, ossia c'è la punizione collegata a quello che mi hanno insegnato i miei. Ma un giorno ho scoperto che la grazia di Dio esiste, un giorno ho scoperto che questo amore di Dio esiste, e Dio si fa uomo e viene in terra, sta camminando con me e mi perdona. O Natale per me è ricordare il perdono dei miei peccati. Così il 24, il 25, quando tu stai celebrando la festa, quando tu mangerai quello pranzo lá, quella cena, non lo so, ricordati in quel momento tu non stai celebrando una data, tu stai celebrando il perdono dei tuoi peccati, perché quello Natale è Cristo Gesù che viene per darci il perdono. Quando Filippo ha chiesto, Gesù, mostraci il Padre, e Gesù stava dicendo, Filippo, quanto tempo ho camminato con te? Quanto tempo tu hai visto che io ho perdonato i peccati della gente? Filippo, che ha visto a me, ha visto il Padre. Perciò Natale oggi è dire, Gesù è venuto in terra per farci vedere il Padre che perdona i miei peccati. La prima domanda che vorrei farti adesso, in questo momento, tu c'è qualche colpa nella tua vita oggi? Tu c'è qualche peso nella tua vita oggi? Eu só posso dirti una cosa, Gesù è venuto per darti la liberazione dei tuoi peccati, per darti la vita, il perdono dei tuoi peccati. E se Dio mi perdona, non c'è più accusa contro di me. Non ci sono più accusa contro di me, perché io sono stato libero. O Natale mi fa imparare e ricordare di questa buona notizia. E o perdono dei nostri peccati. Io sono libero. Ho sbagliato nel passato, ho sbagliato. Sbaglierò nel futuro, sbaglierò. Ma questo Cristo Gesù mi dice, Caio, io ti perdono, io non ti condanno. Caio, vá e non peccare più. Ma Caio, se per caso tu pecchi, puoi sapere che io sono venuto per farti vedere il Padre, un Padre che perdona. E il nostro Dio non è quello giudice che ci condanna per una pena che non c'è più una soluzione. Lui ci perdona e è un perdono eterno. O Natale mi fa imparare questo. Perciò Cristo Gesù subito mi perdona. Cristo Gesù subito mi dà la vita. E è questo il perdono dei miei peccati. Romani 8:1, che cosa dice là? Ah, qualcuno sta seguendo anche. Romani 8:1, non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Um encontro com Jesus, eu já esco perdonato e transformato. Um encontro com Jesus, já existe o perdono della mia vita, dei miei peccati. Um encontro com Jesus é a grande transformazione nella mia vita. Perciò ogni persona che si avvicinava a Gesù c'era una trasformazione. Ogni persona che si incontrava con Gesù c'era una guarigione. Ogni persona che si trovava con Gesù uscivano liberi. E perciò che la gente voleva condividere questo di Gesù. Dio sta affermando, non esiste nessuna condanna se tu sei in Cristo Gesù.
Perché se esiste qualche peso nella mia vita è perché non ho vissuto la esperienza di liberazione di Cristo Gesù. Natale è ricordare questa liberazione di Cristo Gesù nella mia vita. Natale è questo. Lo sguardo di Gesù per noi è: io ti perdono. Lo sguardo degli uomini per noi oggi: io ti condanno. Ma lo sguardo di Cristo Gesù: io ti perdono, perché Cristo Gesù è Dio. È Dio. Perciò Natale per noi è ricordare che Gesù è venuto per fare vedere la guarigione, per fare vedere il perdono dei nostri peccati. Tu ti senti perdonato? Amen? Tu ti senti libero? Tu ti senti che c'è qualche accusa nella tua mente? O diavolo vuole ricordare e ti dare delle accuse, ma Cristo Gesù dice: Caio, ricordati, non c'è nessuna condanna, perché io ti ho perdonato. Esce di noi la colpa, o perdono è vero, perciò il Natale è celebrazione. Il 24 e 25 dobbiamo fare una grande festa, sì, ma per ricordare che noi siamo stati liberi, noi siamo stati oggi perdonati. Non c'è nessuna condanna per quello che sono in Cristo. Se tu ce l'hai Cristo nella tua vita, tu sei libero. Se tu non ce l'hai Cristo, tu senti ancora il peso della colpa. E tante volte la gente vuole fare una strada per cercare di pagare il prezzo di una colpa. E pagare delle promesse per il senso di una colpa non ti serve più. Perché Cristo Gesù già è il sacrificio abbastanza per fare tutto questo per noi. Io non devo fare più niente. Io mi ricordo nel mio passato, perché tante volte io avevo peccato, io cercavo di fare qualcosa per calmare un Dio che era arrabbiato, che era furioso. Quando mi sono convertito, ho riconosciuto la grazia. Tutto quello che io faccio non serve a niente, perché mio Dio non è un Dio che bisogna di essere calmato, non è un Dio furioso, è un Dio che mi ama. E è questo, essere in Cristo Gesù, è trovare un Dio che ama. Noi non abbiamo bisogno di calmare un Dio furioso, perché Lui ha un sguardo di amore per noi. Amém, Chiesa? Andiamo al numero 2. Cristo Gesù è venuto per dare vita. Giovanni 11, 25 a 27. E Gesù gli disse: io sono la... Che cosa Gesù dice? Io sono la... È la vita. Solo Dio può dare la vita eterna. Solo Dio può dare la resurrezione. E Gesù dice: io sono la resurrezione. Io sono la vita. Chi crede in me, anche che muore, vivrà. Tu hai la certezza della vita eterna? Tu ce l'hai la certezza della vita eterna? È la vita. E chiunque vive, crede in me, non morirà mai. Crede tu questo? Ela lhe disse: sì, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che doveva venire al mondo. Soltanto Dio può dare la vita. E Gesù dà la vita. Chi si ricorda di una risurrezione che Gesù fece? È qua in Giovanni 11. Come si chiamava questo personaggio? Lazzaro. Giovanni 11. Soltanto Dio può vincere la morte. Gesù ha vinto la morte. Gesù ha manifestato la risurrezione. Perciò che Natale è per ricordare il perdono dei miei peccati, il Natale è ricordare la mia risurrezione, la mia eternità, che la morte adesso già è stata distrutta. Gesù ci fa vedere il Padre quando manifesta il potere di dare vita eterna. Così oggi la morte non è nostro nemico, noi non possiamo più avere paura della morte. E tanta gente dice: io ho paura ancora della morte. Se io sono in Cristo, non esiste più la morte, esiste la vita eterna. Interessante, tante volte comincio a pensare: Dio, perché mi ha fatto un bambino? Dopo sono diventato giovane, dopo sono diventato un adulto e dopo já sono diventato un anziano, grazie per questa bella parola, un vecchietto. E Dio dice: Caio, perché tu non puoi avere nostalgia di questo mondo qua? Io ti ho creato per l'eternità.
Eu comecei a pensar, ma nell'eternità quanti anni io avrò? Sarà che sarò come un bambino, un giovane, adolescente, un adulto, un vecchietto? Non lo so. E Dio dirà, Caio, tu cominci a preoccuparti con le cose che non esistono, basta! Io ti darò all'eternità un nuovo corpo, una nuova vita, che tu non hai visto ancora con i tuoi propri occhi. Un nuovo corpo che tu non sai ancora, e l'unica cosa che io lo so che sarà meraviglioso e stupendo, perché è eterno. E perciò che eu não devo avere nostalgia di questo mondo. Dio e Cristo Gesù ha fatto una promessa di una vita abbondante. Quante persone vivono tristi, quante persone vivono disperate, quante persone vivono sofferenti, tanti dolori, quante persone sono così. E entra Gesù e dice, eu sono venuto per dare vita. Eu sono venuto per dare vita abbondante. Eu sono venuto per dare vita eterna. Eu sono venuto per dare una vita completa a te. Non abbia nostalgia di questo. O triste è di vedere tanti cristiani che si dicono cristiani e vivono tristi, e vivono disperati, e vivono sofferenti, e dicono di conoscere Gesù, ma non hanno mai avuto una esperienza di vita eterna con Gesù. La vita do cristiano è gioia. Perciò quel primo testo che abbiamo letto all'inizio, io vi porto una buona notizia. Gioia! Gioia! Avete una buona notizia. Quanta gente vive senza speranza. Quanta gente ha perso il senso della vita. Io e Assi abbiamo conosciuto una persona che circa 2 mesi fa ha cercato il suicidio, la morte. Una persona che ha sentito parlare di Cristo Gesù, ma non ha inserito il senso di vita eterna di Cristo Gesù nella sua vita. Io devo imparare a scoprire che la vita abbondante è ancora oggi con Cristo Gesù. Io passo per momenti difficili, io passo per i dolori, ma il mio sguardo è la speranza e l'eternità in Cristo Gesù. Giovanni 10:10, io sono venuto perché abbiano la vita, e li abbiano in abbondanza. Come è a tua vita oggi? Tu sei una persona soddisfatta o tu ti senti insoddisfatto? Tu sei una persona contenta o tu sei una persona triste, amareggiata? Tu sei una persona che si sente completa in Cristo Gesù o tu ti senti una persona che sta vivendo? Cristo Gesù è venuto per darti la vita abbondante, una vita completa. Noi ci raduniamo ogni domenica, qua potevamo fare il culto ogni giorno, perché noi vogliamo ringraziare questo Dio che ci ha dato la vita abbondante, la vita completa. Romani 15:13 ti dice così: Or Dio della speranza vi riempie di ogni gioia e di ogni pace. O Dio della speranza vi riempie di ogni gioia e di ogni pace nella fede, affinché abbondiate nella speranza e per la potenza dello Spirito Santo. Gesù ti fa vedere il Padre, perché Lui vuole darti la vita completa. Questa potenza di vita non viene da noi, non sono i nostri pensieri, non è avere un pensiero positivo, non è l'autoaiuto, non è una ricerca personale, è la fede in Cristo Gesù. Tanta gente cerca nelle soluzioni sbagliate una risposta in Cristo Gesù. La soluzione è in Cristo. È Lui, è Gesù. Perciò per la fede eu comincio a sperimentare, eu comincio a sentire la pace e la gioia per la fede. Non è una ricerca personale, non è un autoaiuto che eu posso avere questo, non è un pensiero positivo. Tante volte eu vedo la gente, pensa positivo che tutto andrà bene. No, crede in Cristo Gesù. Inserisci la fede in Cristo Gesù. E lì la tua vita sarà riempita di gioia. E lì la tua vita sarà riempita adesso di questa speranza in Lui. Sarà riempita di speranza in Cristo Gesù. E in Lui è la fede. Perciò questa gioia, questa pace non viene da me. Viene da Lui, da Dio. È una pace incomprensibile,
È una gioia che io non riesco a spiegare, perché proviene dallo Signore e per la fede io ce l'ho, io credo. Tu ce l'hai gioia? Tu ce l'hai pace? O sono le circostanze che ti portano pace e gioia? Non sono le circostanze, è Dio, è Cristo. Perciò Gesù è venuto nella terra per farci vedere il Padre, per farci vedere Dio. Gesù è venuto in terra per darci questa pace, questa gioia, la risurrezione e la vita. Io ero morto nei miei peccati, io ero morto nella mia disperazione, fino che ho trovato la vita in Cristo Gesù. Perciò io só posso avere questo per la fede. Filippo ha detto: mostrati o Padre, mostrati o Padre. E Gesù ha risposto: chi ha visto a me, ha visto o Padre. Se tu vedi Cristo Gesù, tu vedi la pace, tu vedi la gioia. Se tu non vedi in Cristo Gesù, tu non riesci a sentire questa pace e la gioia. Perciò Natale è la nostra celebrazione di vita, è la nostra celebrazione di speranza, è la nostra celebrazione di pace, è la nostra celebrazione di gioia. Un cristiano deve fare questa festa. Un cristiano deve celebrare questo. Un cristiano deve celebrare tutto questo con gioia e con pace. Un cristiano deve celebrare questo. Questa speranza che mi fa vedere la vita eterna. Una persona triste è una persona quando perde la speranza. E che cosa? No, questo è mio. No. No. Nonostante questo, noi dobbiamo avere la pace e la gioia. La pace e la gioia. Ok. Sì. Mattia, vieni qua Mattia. Vieni. Vieni qua Mattia, vieni. Qualcuno mi aiuta? Sì, vieni qua. Abbiamo bisogno di pregare e stare insieme. Ti acalma, Mattia. Sì, sì. Solo tu, Padre. E noi come Chiesa che possiamo essere presenti e attivi nella storia di una famiglia. Noi come Chiesa partecipi di modo attivo nella storia. Nel nome di Gesù. La guarigione è tua, Padre. Amen, Signore. Amen. Che cosa è la speranza per noi? È la nostra vita in Lui. Che cosa è la speranza che Cristo è venuto a portarci? È l'eternità. Noi stiamo perdendo a sperança perché noi guardiamo troppo a noi stessi. Noi guardiamo troppo alle circostanze. Noi stiamo perdendo a sperança perché noi non stiamo vedendo o senso di una eternità di Cristo Gesù. E Cristo Gesù è venuto per farci vedere o Padre, per farci vedere questa speranza. La nostra patria non è qua. Se la nostra patria fosse qua, nós já avevamo perso la speranza. La nostra patria è nell'eternità. E perciò che Cristo Gesù dice questo: vê a me, vê o Padre, perché la tua patria è nell'eternità, la tua speranza è nell'eternità, la tua ricompensa è nell'eternità.
E tante volte noi vogliamo una ricompensa oggi qua di vedere le cose che facciamo e ricevere le cose che facciamo. E Cristo Gesù no, è l'eternità. Perciò l'eternità è la nostra patria e l'eternità è la nostra speranza. Se noi viviamo per questo mondo, noi siamo le persone più tristi. Ma se la nostra speranza va all'eternità, noi saremo le persone più gioiose che c'è. E che questa sia a nostra speranza. Noi viviamo per un tempo, ma per una preparazione all'eternità. Noi viviamo per un tempo, ma per una preparazione per l'eternità in Cristo Gesù. Cristo Gesù viene per darci la vita. O nemico viene per rubare la nostra vita. Cristo Gesù viene venuto per darci una vita abbondante. O nemico viene per rubare quello che Cristo ha conquistato. Perciò noi viviamo qua per dare vita alla gente. O nemico viene per distruggere. E noi viviamo qua per vedere Cristo Gesù nella nostra vita, per donare vita alla gente. O nemico viene per distruggere. Cristo Gesù ci ha fatto vedere l'eternità per conquistare. Abbiamo una generazione oggi che è dipendente dell'alcol, dei giochi, della pornografia, della droga. Abbiamo una generazione oggi che è dipendente, che sta morendo in tutto questo, perché o nemico sta distruggendo. Cristo Gesù oggi è venuto per distruggere tutto questo, per dare una speranza e per dare un'eternità. Gesù è la risurrezione. O Padre è la risurrezione. Chi vede a me, vede il Padre, perché vede la vita. Noi abbiamo una generazione di morti e di tristi, una generazione apatica. Ma quando scopre Cristo Gesù, riesce a vedere la gioia, riesce a vedere la pace, riesce a vedere la speranza. Per fede. Come sta la tua vita in Cristo Gesù oggi? Perché in Cristo io ce l'ho questo. Senza Cristo io sono un dipendente. In Cristo io ce l'ho la speranza. Senza Cristo è la morte. Chi vede a me, vede il Padre. Tu credi in questo? Filippo, non so se è diventato rosso o non lo so, ma lui in quel momento ha visto Cristo Gesù, ha visto il Padre. E per noi è la stessa storia. Vedere Cristo è vedere il Padre. Natale è questa celebrazione. E è interessante che dopo Paolo comincia a parlare tante volte che lui era un imitatore di Cristo. Non perché Paolo era Dio, ma perché Paolo faceva vedere la persona di Dio. Adesso sono io qua. Non che io sono Dio, ma io sono qua per fare vedere chi è Dio. La gente deve conoscere Dio tramite me. La gente deve conoscere Dio tramite te, perché tu hai conosciuto Cristo Gesù. Perciò che Lui è la nostra pace, è la nostra gioia, è la nostra speranza. È in Lui che io ce l'ho il perdono dei miei peccati. Perciò che noi oggi celebriamo con gioia questo culto. Amém, Chiesa? Celebriamo, preghiamo. Che cosa è un Natale per te? Che cosa è un Natale? Se è soltanto una festa, con il mangiare o bere, non c'è significato nessuno. Se il Natale per te è il perdono dei tuoi peccati, è la tua gioia, la tua pace, indipendente dalle circostanze, c'è significato. Se tu sei in Cristo, c'è la celebrazione. Se tu non sei in Cristo, non esiste celebrazione. Nosso Padre, in Cristo abbiamo pace, abbiamo speranza, abbiamo gioia, abbiamo perdono. In Cristo
siamo liberi per te, in Cristo. Io ti ringrazio, Padre, perché Gesù è venuto, Dio ha messo i piedi sulla terra, Dio stava camminando, Dio in mezzo agli uomini. Tanta gente in questo mondo ha un'idea di un Dio lontano, assente, che non si coinvolge con l'umanità. Tanta gente pensa che questo Dio non si può neanche toccare, stare vicino. E Cristo Gesù ci ha insegnato e ci ha fatto vedere che c'è un Dio, che sei tu, oh Padre, che si importa per me, che si svuota per amore a me. E questo Dio che agisce e mi perdona. Grazie, oh Padre, perché abbiamo scoperto questo grande amore. Siamo amati. Noi non siamo abbandonati. Abbiamo la ragione dell'esistenza di vivere e di adorarti. È un profondo e grande amore. Io ti ringrazio. Perché ho conosciuto un Dio d'amore. Io ti ringrazio, Padre, perché io ti ho conosciuto perché tu sei un Dio di vita. Io ti ringrazio perché tu sei un Dio di una vita abbondante. Grazie, Padre, perché questa è la tua dimostrazione d'amore. Tu mi hai scelto. Tu sei rivelato a me. E questa tua rivelazione mi ha fatto conoscere come tu sei. Grazie perché tu sei la vera vita, la verità. Grazie, Padre, perché Cristo Gesù è Dio. Conoscere Gesù è conoscere te, conoscere il Padre. Se c'è qualcuno qua oggi, oh Padre, che ancora non ha questa esperienza con te, di vita eterna, di pace, di gioia, di perdono, che oggi, oh Padre, possa prendere una decisione di camminare con Cristo Gesù e in Cristo, in Gesù, e scoprire la bellezza di una vita abbondante. Se c'è qualcuno ancora, Padre, che non ha confessato Gesù come l'unico Salvatore, oh Padre, che oggi possa riconoscere i suoi peccati, riconoscere che è un peccatore e ravvedersi e lasciarsi essere guidato da Gesù. Che questa parola di eternità possa entrare nei cuori di ciascuno di noi e che possiamo gioire in te e per te. Nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Se tu non conosci ancora questo Dio, parli con noi. Parli con una persona che è vicino a te e tu possa dire: ho sentito parlare di questo Dio, ma ancora non conosco. Mi fa vedere. E che tu possa fare vedere chi è Gesù, chi è il Padre. E che le persone possano sentire la pace, la gioia, l'allegria, la soddisfazione, la vita abbondante che solo Gesù può fare. Amen? Noi staremo celebrando la cena del Signore. E questa cena è ricordare il sacrificio, ricordare il perdono dei peccati. Chi deve partecipare della cena? Tutti quelli che vivono una vita senza colpa. Tutti quelli che sono stati perdonati. Tutti quelli che hanno vissuto l'esperienza di sentire Cristo nella sua vita.
tu prenderai o pane e o cálice e tu te recorderai de um corpo, de um sangue. E nós estaremos celebrando a cena do Senhor hoje com gioia. Nós estaremos celebrando a cena do Senhor hoje com pace. Nós estaremos celebrando a cena do Senhor de hoje com a vida, com perdono. Ti senti perdonato? La cena do Senhor é per te, perché tu sei in Cristo Gesù. Se tu já hai confessato Cristo Gesù nella tua vita, la cena é per te. E é aquelas que estaremos celebrando adesso. Estaremos ascoltando una música. E a questo momento l'uomo deve pensare a se stesso, meditare e partecipare. E che la tua vita sia collegata con il Signore. Non è un rito di una chiesa. No, la cena del Signore è ricordare quello che Gesù ha fatto per noi. È in memoria, in obbedienza per il comandamento di Cristo. Ogni volta che ci raduniamo, possiamo mangiare, possiamo bere e ricordare quello che Gesù ha fatto. Possiamo prendere il pane e il cálice? Le persone che devono aiutarci, per favore, potete venire, cerchiamo di fare in modo più sicuro nel senso sanitario, ma è per tutti noi. Così tu puoi prendere il cálice, il pane, e dopo ritorna alla tua sedia e lì comincia a pensare della tua vita, come sta la tua vita, nel perdono, nell'amore e nella grazia del nostro Dio. Questo momento è della celebrazione.
Potete venire a prendere? Possiamo celebrare insieme? Potete prendere il pane? Possiamo ricordare il corpo di Cristo Gesù su quella croce. Possiamo ricordare il dolore, la sofferenza. Mostraci il Padre. Era lì Dio, soffrendo per amore a te, a me. Mostraci il Padre. C'era lì Dio. Mangiamo adesso e ricordiamo Gesù. Ricordiamo che quel corpo ha portato tutti i nostri peccati. Tu sei perdonato. Non c'è colpa. Siamo liberi. Mangiamo. Pietro può ringraziare per il pane. Amém, Senhor. Prendiamo il calice e ricordiamo adesso il sangue. È questo sangue che ci ha purificato dai nostri peccati. E ricordiamo un sangue che è stato versato. Non serve più nessun sacrificio. Nessuno. Perché questo è stato un sacrificio abbastanza sufficiente per tutti noi. Beviamo adesso e ricordiamo. Siamo stati perdonati perché c'è un sangue. Nosso Padre, grazie. Quanto è prezioso celebrare questo momento. Ricordare tutto quello che tu feci per noi, nella vita, sulla croce. Grazie, oh Padre, per questo amore. E grazie, oh Padre, che insieme possiamo celebrare. Grazie che possiamo vivere questa eternità. Grazie, oh Padre, perché oggi siamo liberi. Non c'è nessuna condanna. Non c'è colpa. Siamo liberi in te. Nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém? Possiamo stare in piedi? Se c'è una persona della tua famiglia, può dare un abbraccio. Se è una persona della tua famiglia che tu vivi insieme, abbraccia e ringrazia. Perché se non è da famiglia, noi só possiamo fare un sguardo. Non possiamo dare un abbraccio. Ma se è della tua famiglia, approfitta questo momento e dica: Cristo Gesù ti ha perdonato. E questo che è prezioso, ricordare o amore di Cristo per noi. Amém, Chiesa? È un momento delle offerte, è un momento delle decime, delle consacrazioni. Abbiamo un maialino che è missionario, che stiamo aiutando i bambini in Venezuela, stiamo aiutando le vedove e anche i bambini in Siria. E è questa offerta che noi facciamo in quello maialino. E è un momento ancora delle decime di offerta, la nostra responsabilità. Cantiamo il cantico? Grande forza. Mentre cantiamo, facciamo questo momento con gioia e con allegria, un momento di raccolta al nostro Dio, un momento di offerta. Ok? Pronti? 3, 2, 1, vai, Emerson. Lodi, gli astri lucenti del cielo,
Padre Santo, grazie perché un'altra volta noi abbiamo potuto ricordare, Signore, che Tu sei sempre vicino a noi. Tu sei venuto qua su questa terra per portarci la vita, per donarci la vita, e tramite, Signore, il Tuo sacrificio che abbiamo ricordato questa mattina, Padre, Tu hai dimostrato il Tuo immenso e grande amore. Io Ti benedico per questo, benedico per il Tuo popolo che si trova oggi qui. Grazie per questo banchetto che abbiamo avuto, Signore. Nel Tuo nome io Ti ringrazio e Ti prego, Signore. Amen. Grazie a tutti voi che siete qua oggi, è la prima, seconda volta, che Dio vi benedica e che possa sentire sempre questo perdono, questo amore di Dio nella tua vita. Avete visto che c'è un mercatino lì, no? Questo mercatino sono tutti i lavori che si fa in chiesa durante tutto l'anno. Sono delle persone che servono qua e questa opera, il ricavato di questo è per l'opera missionaria. Così sono le persone che hanno donato questo. E questo va in Siria, questo va in Venezuela, questo va in Porta Aperta, la chiesa perseguitata, questo va alla Compassion, che sono tanti bambini abbandonati, che è un sostegno per appoggiare questi bambini, questo va a Zimbabwe, che c'è una missione là in Zimbabwe, in Africa, ossia il ricavato di questo è per una opera sociale e per una opera anche missionaria. Così è prezioso vedere che la gente passa tutto l'anno servindo qua. E oggi è questo lavoro che si fa qua all'interno della Chiesa. Tante volte la Chiesa non sa quello che succede in settimana, no? Così vieni qua un lunedì, vieni qua un giovedì, vieni qua un venerdì, vieni qua un sabato, vieni qua martedì, mercoledì. Tu vedi che questa Chiesa è viva durante la settimana, ok? E è prezioso di vedere. Ma vieni qua giovedì alle ore 20, che oltre a tu vedere tutto questo lavoro, tu vedrai la Chiesa in preghiera. Così giovedì alle 8 nós siamo qua in preghiera e la Chiesa viva sta servendo, sta pregando, sta manifestando questo grazie del nostro Signore. Siamo qua tutta la settimana e questo è il prodotto di tutto quello che stiamo vivendo e servendo, ok? Corale sta ogni venerdì sera, no, alle ore 20. Il 19 sarà la presentazione con le canzoni di Natale. Portate i vostri ospiti, i vostri amici e i vostri nemici, ok? È un grande giorno, il 19 dicembre vogliamo fare un bello culto di Natale qua e con la cantata e con i vostri amici e i vostri nemici di stare celebrando il nostro Signore. Culto di Natale sarà il 25 alle ore 18, ok? Noi non avremo culto il 26 che è domenica, ma il 25 sabato alle ore 18 sarà il nostro culto di Natale, staremo qua celebrando e cantando il nostro Dio, ok? Capodanno, la possibilità è molto grande che non faremo nuovamente per tutta la situazione che stiamo vivendo ancora sanitaria, così è possibile che non faremo quest'anno. Ok? Mi sono dimenticato di qualche avviso? No? Oggi no? Ottimo, grazie. E buona domenica, ciao, Dio vi benedica.